La Pink Run diventa staffetta. L'11ª edizione, in programma domenica 30 agosto, sarà diversa da tutte le altre. Gli organizzatori della corsa in rosa, più famosa di Padova, hanno sostituito il classico percorso da 8 km con una avvincente staffetta di 50 metri, sempre in Prato della Valle, lato Santa Giustina. In un village di 20.000 metri quadrati arrivate mascherine munite, vi misuriamo la temperatura, entrate, vi igienizzate le mani, ritirate il vostro pacco corsa, vi consigliamo di preiscriversi online per abbattere i tempi delle procedure e avrete solo 50 metri da fare o camminando o correndo. Come sempre, chi correrà la Pink Run potrà anche donare un contributo a onlus selezionate. In 10 anni l'organizzazione ha devoluto oltre 323.000 euro a 15 organizzazioni senza fini di lucro del territorio. Ecco quelle dell'edizione 2020. Pink Run agevolerà 2 progetti specifici di Associazione Pulcino, quindi la Conductive Education per i bambini che causa dalla prematurità hanno avuto delle disabilità motorie, e l'Home Visit. L'Home Visit è un'equipe di specializzati che vanno a casa delle famiglie appena dimesse. Sono veramente orgoglioso, contentissimo, felicissimo di partecipare alla Pink Run e di essere beneficiario. Hanno supportato il progetto Disabili in Viaggio, dove porteremo ragazzi paraplegici e accompagnatori a fare vacanze alternative a base di motori, perché io, amante dei motori, ho visto che le sensazioni che i motori ti sanno dare, la libertà, le vibrazioni, la velocità stimolano molto a rimettersi in gioco. Quindi amiche, partecipate, Pink Amiche, partecipate.